Una forza straordinaria per una medaglia indimenticabile è quella conquistata dal nuotatore Antonio Fantin, che ha portato la sua Bibione in festa. La prova della 16ª Paralimpiade di Tokyo era tra le più difficili, al cospetto di superpotenze, ma Antonio Fantin, 20 anni, uno dei 4 staffettisti azzurri, 2 uomini e 2 donne, ce l'ha fatta a entrare nella storia insieme a Giulia Terzi, a Ilona Primi e al padovano di Boe Euganeo Luigi Beggiato. E a testimonianza di come lo sport abbatta ogni barriera sono arrivati i complimenti non solo del Comitato Italiano Paralimpico, ma anche del delegato del CONI per la provincia di Venezia, Massimo Zanotto. L'atleta di Bibione delle Fiamme Oro conquista la medaglia d'argento con la staffetta 4x50, in cui copre la sua frazione trascinando la squadra al secondo posto. Nei prossimi giorni è atteso da nuove prove ed in particolare nella disciplina in cui detiene il record mondiale, quella dei 100 metri stile libero. In bocca al lupo ad Antonio e a tutto l'Italia Team Paralimpico. Dopo la medaglia d'argento nella 4x50 stile libero ci aspetta altre medaglie, così Antonio si era raccontato alla vigilia della partenza per i giochi. Nella mia vita lo sport rappresenta rinascita, prima ancora che una sfida contro me stesso e contro gli altri. Lo sport ci mette alla prova ogni giorno, come la vita in sé lo fa ogni giorno, e lo ha fatto anche nella mia giovane età, e quindi lo sport è rinascita, ma anche ogni giorno sfida contro me stesso e con soprattutto me stesso. La mia storia con lo sport, più in particolare con l'acqua e col nuoto, nasce quando all'età di 3 anni e mezzo una fistola arterovenosa ha sanguinato e ha portato ad una compressione midollare. Dalla riabilitazione in acqua è nata una grande passione. È iniziata un percorso riabilitativo, prima che una grande passione, e quello che oggi è il nuoto, cioè quotidianità e la possibilità di raggiungere grandi sogni e grandi obiettivi che fin da piccolo volevo raggiungere.